Adesso chiamo Silvana Sartori di Acqua Bene Comune Padova. Diciamo che all'inizio il problema era stato un po' sottovalutato. Noi, per esempio, Acqua Bene Comune di Padova, sapevamo che nella zona rossa c'era una parte della provincia di Padova con Vicenza e Verona, ma pensavamo che soprattutto Padova fosse esente dal problema, perché l'acqua che beviamo proviene da Villaverla ed era garantito che era un'acqua, insomma, che è un'acqua non inquinata, e ci abbiamo anche creduto, devo dire la verità. Poi mano a mano che le Mamme No Fas, tutti i movimenti della zona hanno continuato a ricercare, siamo arrivati anche noi ad insistere perché il gestore dell'acqua iniziasse a fare delle analisi per vedere se comunque c'erano FAS presenti, e a conferma di quello che è stato detto da molti, ovviamente oggi siamo arrivati al punto che anche l'acqua di Villaverla è inquinata, contiene FAS, FOA, tutti questi elementi, e la conferma poi maggiore è venuta dall'ultima recente indagine di Legambiente, che ha dimostrato che il problema è diffusissimo e generalizzato. Non solo, ma a Padova la regione ha deciso di aumentare l'incenerimento di rifiuti e creando una quarta linea dell'inceneritore. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che siccome moltissimi prodotti, come hanno detto i ragazzi, come hanno detto in tanti, sono diffusissimi, sono nelle confezioni, negli imballaggi, sono enormi. Quindi l'inceneritore va a bruciare anche FAS, cosa che è stata dimostrata, il calore non consente la distruzione di questi elementi. Quindi la conferma che abbiamo inquinamento nell'acqua, nell'aria e nel suolo, come è stato detto prima. Ringrazio tutti quanti per l'attenzione e ovviamente un augurio a tutti quanti di poter proseguire nelle nostre lotte. Grazie. Grazie Silvana, sì, in effetti il problema degli inceneritori si sta proponendo in vari posti, a Schio, a Verona, a Padova, a Fusina. Credo che questo e nessuno di questi posti dove sono stati stabiliti che si deve fare inceneritori dà la garanzia che non vengano bruciati i FAS. Quindi stiamo attenti, perché